c'è una buona riconoscenza. Allora, ritorniamo qui a noi e vediamo un po' di capirci sempre qualcosa in più per quel che riguarda l'olio e quindi la qualità del prodotto. E abbiamo visto la differenza tra l'Europa, fuori dall'Europa, ecco il problema è quello, c'è la paura di quest'olio tunisino, concorrenza da un lato, timore che venga venduto a un prezzo nettamente inferiore, quindi con i tempi che corrono le famiglie devono fare delle rapidissime comparazioni e soprattutto timore per la salute. È fondato o non è fondato questo timore per la salute? Dopo entriamo nel merito economico. Ma per la salute della persona direi che non è intaccato, nel senso che l'oliva nel momento in cui viene raccolta dalla pianta o raccolta da terra si può guastare, possono avere dei valori di acidità di perossidi molto più elevati, però per la salute e il benessere della persona non penso che ci sia questa problematica. Il problema però è che le nostre incontaminanti sono sicuramente più verificate, più controllate che non in paesi terzi dove il controllo non c'è. Ecco, ma perché tanti si chiedono se questo olio, queste 35.000 tonnellate all'anno, quindi 70.000 in 2 anni, poi vedremo se c'è una proroga o meno, arrivano nel nostro paese, non dovrebbero essere sottoposte a dei controlli, delle verifiche, almeno sotto quel profilo, in modo tale che dici vabbè, scegli una qualità diversa, un sapore diverso, percepito, percepibile, però almeno dal punto di vista salutistico quello che entra in Europa è sicuro, e invece non è così. Invece direi che non è perché sul territorio nazionale il prodotto italiano viene controllato dalla tracciabilità di filiera, dal singolo produttore, nei frantoi abbiamo un sistema veramente che funziona, dove ogni singolo produttore che trasforma le olive è controllato e verificato da vari enti governativi. E chi è che va a controllare in quei paesi? Come è stato il processo? Quando arriva. Sì, nel mondo doganale, però teniamo presente che arriva in grandi quantità, arriva in masse enormi e stargli dietro a tutto penso che sia difficoltoso anche per i nostri vigilatori, insomma. Però, quindi arriva già l'olio, sì, già, non sì, arrivano olive, arriva l'olio. Qui si parla solo di olio, vero? Sfattiamo il mito che arrivino le olive con le navi, esatto, e che poi non esiste, anche perché già si raccoglie guasta, fargli fare anche un trasbordo da nave vuol dire che poi siamo proprio alla frutta, non esiste, insomma. Lei che è titolare di un frantoio di famiglia, tradizione familiare, quindi è nato insomma con le olive praticamente, ha mai avuto occasione di visitare un frantoio in questi paesi extra UE? Ma no, io giù di là cerco di starmene a casa mia, nel senso, però sono stato in Grecia, ecco, per esempio sono stato in Grecia, quello è interessante. E direi che è un mondo già diverso e non a caso sono entrati nella comunità europea, cioè la Grecia hanno sì la tradizione nostra, quindi anche dell'autoconsumo, del piacere dell'olio d'oliva. Il problema è che non hanno la tecnologia. Quando prima parlavamo dei macchinari, è fondamentale avere tecnologia veloce per poter produrre a man mano che si raccoglie e lavorarlo in giornata. Se non ho tecnologia veloce vuol dire che l'oliva raccolta il lunedì la vado a lavorare il venerdì o il sabato, e in quei 5-6 giorni di lavorazione l'oliva può fermentare, può creare del riscaldo, può creare delle piccole muffe, e quindi poi i sentori che sentiamo al naso e che per noi consumatori italiani non lo vogliamo questo olio, perché lo sentiamo proprio, cioè basterebbe solo che noi ci avviciniamo a un bicchierino, ci facciamo una degustazione e capiamo l'essenza e il vero olio della fragranza e fruttato fresco dell'oliva, perché io dico che gli italiani sono molto attenti, sono gente che sa apprezzare il prodotto fresco e lo sentono, basta metterci a confronto. Voi prendete un olio qualsiasi di primo prezzo a 3 euro, no? E lo confrontate con olio che ne costa 8. Là si sente la differenza, ecco, la si sente in maniera enorme. E là parliamo di assaggiatori proprio dell'olio, che tra l'altro lo fanno non in un bicchiere trasparente ma in un bicchiere scuro, no? Quindi questa è la prima cosa. Come si impara a capire se un olio
indicativamente appunto è buono oppure no? È il colore quello che conta, è l'odore, il sapore, che cosa dobbiamo percepire? Allora, una delle cose è, direi, di controllare la viscosità. Quindi andiamo a vedere se l'olio scivola via nel piatto oppure se aggrappa sul piatto o sull'insalata stessa. Vuol dire che ha un potere coesivo importante, vuol dire che è stato estratto a freddo, vuol dire che è stato lavorato a basse temperature, quindi è stato protetto nella fase di lavorazione. Quindi più aggrappato sta, più meno scivola, meglio Esatto, non ha mai fatto magari un'insalata con degli oli che continuano a condire e scappano in fondo all'insalata. Buttiamo via un mare di olio per poi non condire. Questa è la vera differenza tra lavorare un'oliva a caldo o a freddo. Ecco, quindi io continuo a dire usiamone poco, ma usiamolo buono, perché sono anche grassi che ci incorporiamo nel nostro organismo, e quindi l'utilizzo dell'olio, se ne mettiamo un filo ma buono, mi condisce subito l'insalata, mi insaporisce, perché partiamo dal presupposto che abbiamo raccolto l'oliva fresca e lavorata in giornata. E poi cosa mi deve dare un olio? Indipendentemente che sia mio o di qualsiasi altro produttore bravo nel territorio nazionale, l'olio deve sapere di fresco d'oliva, deve avere quella nota fruttata, leggera, ma di fruttato fresco d'oliva, quindi deve sapere di oliva. Poi la fragranza deve essere fragrante, deve essere intenso. E poi lo distinguiamo tra nelle note dell'amaro, piccante e dolce, ma questo dipende dalle origini, dipende se è del sud, del centro e del nord Italia, delle varie varietà. Ma però la prima nota che noi dobbiamo sentire al palato è quella di sentire un prodotto fresco e fruttato. Questo è fondamentale. Se io assaporo, lì basta mettere una goccia sul palato, mettete una goccia sulla lingua e ispirate l'aria. L'aria permette un riflusso all'interno dell'apparato degustativo con quelle note di retrogusto che di solito nei nostri oli del nord Italia si sente la nota di mandorla, di carciofo. Se si sente gli oli siciliani sanno di pomodoro, di verde foglia. Se si sente l'olio della coratina della Puglia, quando a volte mi dicono ma è un po' troppo aggressivo, ma è la loro caratteristica, è la coratina, che è una varietà che ha un leggero sentore piccante e amaro, ma naturalmente ogni zona d'Italia è buona e va assaporata per i cibi che andiamo a utilizzare. Quindi io direi ben venga qualsiasi tipologia di olio, purché sia fatto sul nostro territorio da produttori seri e freschi. Cioè, questa è la freschezza. Guardiamo l'etichetta, guardiamo la scadenza, e noi diamo anche dal momento in cui confezioniamo il prodotto, gli diamo 18 mesi. Se l'olio è in scadenza 3 mesi, ma insomma vediamo di andare come il latte, a prendere il latte che c'è dietro, che scade più in lungo. Cioè, io direi, questo è un piccolo consiglio che do da produttore, prediligiamo gli oli giovani, quindi adesso l'olio giovane è preferibile, quindi io direi che nel momento in cui il prodotto viene confezionato, posto anche sullo scaffale, abbiamo il prodotto sempre fresco, no? Se l'olio vediamo che, se sappiamo che per legge noi nel momento in cui confezioniamo gli diamo 18 mesi e l'olio ne ha 17, vuol dire che è appena stato fatto. Quindi questo mi dà la possibilità di avere, quasi dico la certezza di dire è stato appena imbottigliato, mi è arrivato direttamente a casa sullo scaffale. Questo è un modo per cercare di invogliare il consumatore a cercare sempre un prodotto sempre fresco. Quando è il periodo di novembre-dicembre, che ormai è passato, ma andiamoceli a cercare gli oli di prima spremitura appena fatti, perché me lo porto a casa e mi porto a casa una primizia. Questo penso che sia un valore aggiunto che diamo innanzitutto allo sforzo di tutti questi produttori che lavorano, e io
io ne so qualcosa, raccogliere l'oliva d'inverno e magari con la neve non è così una passeggiata, è tradizione sul nostro territorio che anche chi ha le piccole produzioni di famiglia, dei giardini, chiamano gli amici, dicono bene venite facciamo la mangiata ma mi aiutate a raccogliere, ma che fatica a raccogliere il sabato e la domenica tutte le produzioni per poi ottenere 20 kg, 30 kg di olio che è l'uso familiare. Qual è il periodo di raccolta delle olive? Allora si inizia da ottobre, di solito mediamente dal 10-15 di ottobre. Noi cerchiamo di spingere il più possibile ad anticipare la raccolta proprio per far sì che l'oliva non vada a completa maturazione. Non deve andare a completa Non deve mai andare a completa maturazione perché perdiamo i profumi, perdiamo gli aromi che ci sono interni. Quindi andiamo a cercare, è meglio un'oliva raccolta verde che non un'oliva raccolta troppo matura, perché nel momento in cui è troppo matura può staccarsi dalla pianta e cadere per terra, quindi meglio anticipare. Noi quest'anno volevamo chiudere il giubileo con l'apertura della campagna olevicola, ne stiamo parlando con i vari vescovi, perché penso che sia un valore aggiunto, insomma, l'8 di ottobre far partire la campagna olive. Mi pare che è ancora prematuro pensarci, perché dipenderà dalla stagione, dalla fioritura, dal tempo, perché se fa un luglio-agosto piovoso come 2 anni fa, se invece fa un 2015 che è stata un'annata eccezionale, storica, direi da scriverla sui libri, che ha fatto un bel sole, un bel caldo, l'oliva è andata a maturazione perfetta e noi abbiamo iniziato il 10 di ottobre. Caspita, no, quindi il periodo eravate proprio perfetti. Eravamo perfetti e dura fino a dicembre, insomma. Fino a dicembre, sì, quindi effettivamente potrebbero esserci le ghiacciate, neve, esatto, eccetera. Quindi entriamo nello specifico nel suo ruolo. Lei è anche presidente FederDOP nazionale, quindi un incarico anche di responsabilità. E allora cosa vuol dire la DOP nell'olio d'oliva? Quanto è importante? Qual è la differenza a questo punto? Sì, allora la DOP è un sistema di processo, nel senso che direi che è una categoria a sé, è sempre nel comparto degli extravergini, quindi deve sottostare alla categoria degli extravergini, però abbiamo fatto un qualcosa di più, è una denominazione di origine protetta, vuol dire che in ogni singolo territorio italiano ognuno fa bene il suo prodotto nel suo territorio e quindi abbiamo voluto far sì che in ogni singolo territorio venga identificato quel singolo produttore, quel singolo caratteristica regionale o territoriale, e quindi questo penso che sia uno dei grandi valori dell'Italia, perché noi siamo in 27 denominazioni d'origine all'interno della denominazione d'origine protetta, quindi della FederDOP. 27 vuol dire una miriade, vuol dire partire dal nord Italia fino ad arrivare alla Sicilia, alla Puglia, alla Sardegna, alla Toscana, che è l'unica IGP. Il mio vicepresidente è il presidente del consorzio IGP toscano. Perché l'unica IGP? Perché non se ne sono create altre in Italia, adesso si pensa di creare una IGP Sicilia, però... delle caratteristiche quindi? La caratteristica vuol dire è una certificazione volontaria nella quale i produttori si impegnano a rispettare un determinato disciplinare di produzione. Ancora più rigido della DOP. Ancora più rigido, quindi vuol dire denominazione d'origine protetta, vuol dire sottostare noi produttori a un controllo terzo, e noi abbiamo l'eccellenza in Italia e qua nel nord abbiamo il CSQA, che è uno degli enti di certificazione che vanno a valutare il nostro operato, quindi verificano la filiera, verificano la tracciabilità e poi dicono bene, prendiamo il prodotto, lo certifichiamo dalla vasca, facciamo il panel test, quindi assaggiamo l'olio, fanno un assaggio col panel test, fanno un'analisi analitica e verificare la componentistica chimico-fisica e poi dicono ok, da questa vasca di 120 quintali puoi fare 12.000 bottiglie e non di più, 12 e punto. Ti danno i bollini, il consorzio quindi dà i bollini per singola bottiglia, se sono da mezzo litro, da 7,50, e quella è la produzione. Questo vuol dire garanzia e sicurezza per quel consumatore che vuole
un'eccellenza, no? Quindi non ci sono scappatoie, non ci sono miscelanze. La denominazione d'origine protetta significa territorialità pura, certificazione da enti esterni che ne verificano il nostro operato, e poi nel momento in cui il consumatore lo compra sa che è di quel territorio. Noi per esempio abbiamo fatto il Veneto, Valpolicella, Colli Egani Iberici e del Grappa. Questo perché? Quindi sono 3 territori. Tre territori, perché a partire dalla Valpolicella, venendo verso Colli Euganei Iberici, quindi la zona di Abano, Montegrotto eccetera, sono ottime zone ben vocate all'olivicoltura, ma hanno delle leggere caratteristiche, e quindi l'abbiamo voluto identificare. E poi del Grappa, perché si arriva anche fino su a Treviso, Castelfranco Veneto, nella zona di Conegliano ci sono gli olivi, ed era giusto dare questa nota caratteristica. Quindi siamo riusciti, il Pove del Garappa, ecco, teniamo presente che Mara Ostica, un'altra bellissima zona dove si produce dell'olio stupendo. Quindi io direi che queste piccole sfaccettature le diamo ogni singolo produttore, però sempre sottostando al consorzio che tutela il produttore e in questo caso anche il consumatore. Infatti, benissimo, continuiamo su questo tema, pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.